Tutto pronto finalmente per la seconda corsa dopo problema al numero 1 Evaki. Cavalli quindi di 3 anni sulla distanza del miglio, sono 8 dopo il ritiro di Eld Spritz, lo schieramento 1 Evaki, 2 RKBF, 3 M Stella, 5 Endira, 6 Explosive Mind LF, seconda fila, 7 Eclipse Adri, 8 Hector Jade, 9 Eutimia. Proprio Eutimia, la più appoggiata, sotto la pari, Roberto Vecchioni in sediolo numero 9. Vediamo in partenza, in prima fila praticamente partono in due, l'errore anche di numero Evaki, 1 Eva mentre Kay dalla squalificato. seconda linea sfila subito Eutimia, sono fuori corsa anche Hector Jade e Endira che era rimasta subito lontana. Così in seconda posizione c'è Eroica BF che precede Explosive Mind LF e quindi M Stella. Questi quattro nettamente avanti a Eclipse Adri che segue solitario in quinta posizione, gli altri praticamente fuori corsa. Completamento del quarto iniziale in 30,5 con la favorita in vantaggio Eutimia su Eroica BF, Explosive Mind LF, quindi M Stella. Questi quattro continuano a marciare in fila indiana dopo 600 metri in 46,4 e soltanto Eroica BF rimane incollata alla schiena di Eutimia mentre concede qualcosa Explosive Mind che ora si riavvicina all'altezza degli 800 in 1-2-1, parziale in 15,7 numero davanti alle 5 tribune. Endira squalificato. Si ricongiunge anche M Stella, quindi i quattro procedono abbastanza ravvicinati quando siamo all'altezza del chilometro, sempre condotti da Eutimia che fin qui ha guidato tranquillamente sfilando in 100 metri dalla seconda fila, chilometro che se n'è andato in 1,18,3, siamo a 500 dal palo con situazione tattica che non cambia, i primi quattro sempre in fila indiana, nessuno sposta e Eutimia può ora allungare in gradualità con in schiena sempre Eroica BF che sposta però a 250 dalla conclusione, va su Eutimia. Eutimia accelera, ora un parziale in 15,4, deve essere però sostenuta Eutimia contro Eroica BF che ci prova, Eutimia però si difende, mentre sbaglia Explosive Mind vince Eutimia sbaglia anche M Stella e quindi al terzo posto dovrebbe essere Hector Jade se non è stato squalificato, che precede Eclipse Adri. La vittoria quindi per la favorita Eutimia, Roberto Vecchione, Team Elert, conto della signora Silvia Zampolli. Vittoria netta sul traguardo, il secondo posto è per Eroica BF, mentre al terzo dovrebbe essere il numero 8, vedete l'errore di Explosive Mind LF che era netto terzo e quindi il terzo posto dovrebbe essere appannaggio, visto l'errore anche di M Stella, del numero 8 Hector Jade.